Cambia il servizio di raccolta dei rifiuti, da oggi isole ecologiche mobili per combattere la piaga delle discariche abusive e divisione di plastica e metalli. 5 mesi e 10 giorni di reclusione al sindaco Pendolino per abuso d'ufficio. La sentenza di primo grado comporta la sospensione dalla carica di primo cittadino per 18 mesi in virtù della legge Severino. 13ª edizione del premio Pippo Montalbano, domenica di carta all'Archivio di Stato di Agrigento. Calcio eccellenza, l'Acragas vince e vola in vetta alla classifica, bene anche il Pro Favara. Serie D, Licata pareggia, il Canicattì perde, basket a 2, seconda sconfitta per la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Parte oggi un'importante novità nella lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti su tutto il territorio di Agrigento. Da questa mattina infatti il Comune, le imprese ISEDA, SEA e SEAP hanno avviato un nuovo servizio per venire incontro alle esigenze dei cittadini e anche per provare a combattere la piaga delle discariche abusive. Il nostro direttore Arturo Cantella. Parte da oggi un'importante novità nella lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti su tutto il territorio di Agrigento. Da questa mattina, nonostante il maltempo, il Comune di Agrigento e le imprese ISEDA, SEA e SEAP hanno avviato un nuovo servizio per venire incontro alle esigenze dei cittadini e anche per provare a combattere la piaga delle discariche abusive. In piazza Ugo La Malfa è stata collocata la prima isola ecologica mobile che darà ai cittadini di Agrigento la possibilità di conferire vari tipi di rifiuti in appositi maxi contenitori che di volta in volta saranno collocati sul territorio comunale. L'isola ecologica mobile sarà a disposizione degli utenti dalle 7 alle 11 del mattino, con la presenza di un operatore. Sarà possibile conferire farmaci scaduti, secco residuo, abiti usati, rifiuti elettronici e ingombranti, olio vegetale esausto, pile esauste, toner, plastica dura e sfalci di potatura. Il lunedì e giovedì l'isola ecologica sarà ubicata in piazza Ugo La Malfa al campo sportivo, il martedì invece in via Alessio di Giovanna nel quartiere di Fontanelle, il mercoledì in piazza Don Pino Puglisi a Monserrato, il venerdì al villaggio Peruzzo e il sabato in piazza del Vespo al villaggio Mosè. Un'altra importante novità partirà da domani e riguarda il cambio parziale del calendario del conferimento dei rifiuti. Cambia in sostanza il conferimento della plastica e dei metalli che fino ad ora erano stati fatti insieme nello stesso massello di colore giallo. Questa occorrerà differenziare. Il martedì e il venerdì solamente la plastica, mentre i metalli, sempre nel massello giallo, saranno conferiti il sabato. Il vetro, che prima veniva raccolto il sabato, sarà anticipato al venerdì. Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato avvertito a 3 km a nord di Monreale alle ore 21:29 di ieri sera. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, a 9 km di profondità. Paura, ma nessun danno segnalato. Caro energia, Assipan Agrigento in allerta. A breve tante imprese chiuderanno e tantissime famiglie rimarranno senza fonte di sostentamento. Vediamo. Grido di allarme dell'Assipan Giovani. L'inaudito aumento delle bollette energetiche ha fatto piombare il comparto dei panificatori in una crisi senza precedenti. A dirlo è Rosario Pendolino, presidente provinciale del gruppo Giovani di Confcommercio Agrigento, che si dice molto preoccupato per il domani incerto di tante imprese ed esorta il governo ad assumere le necessarie decisioni in tempi rapidissimi. Il tempo per rimediare sta per scadere e a breve tante imprese chiuderanno e tantissime famiglie rimarranno senza fonte di sostentamento. Pendolino conclude il suo comunicato dicendo: si evidenzia una stima molto preoccupante delle oltre 6.000 imprese del settore associate ad Assipan Confcommercio su 30.000 presenti in tutta Italia. A breve ne chiuderanno circa 1.400
e quasi 6.000 posti di lavoro verranno inevitabilmente persi e questo drammatico scenario da qui a breve diventerà purtroppo un'amara realtà. Tutte le imprese a livello nazionale stanno affrontando una delle sfide più difficili degli ultimi decenni, che è appunto l'innalzarsi forsennato dei costi energetici. Qualsiasi tipo di attività che sia industriale o commerciale oggi ha bisogno di un approvvigionamento energetico. Soprattutto la categoria che oggi mi trovo a rappresentare, quella dei panificatori, sta purtroppo affrontando un momento di difficoltà, devo dire, che non si può trovare appunto nei decenni passati. Assipan conta circa 6.000 associati su tutto il territorio nazionale e purtroppo da nord a sud abbiamo dovuto constatare che tutti i nostri associati stanno manifestando le stesse difficoltà. Un costo dell'energia e un costo soprattutto del gas fuori controllo, fuori da ogni logica di mercato, che purtroppo ci spinge ad un innalzamento dei costi che fino ad oggi abbiamo cercato di contenere, ma appunto per uno spirito di solidarietà, perché il problema del caro energia è un problema generale, è anche un problema dei privati, delle famiglie, e quindi stiamo cercando insomma di venire incontro a quelle che sono le necessità della nostra clientela. Le ultime notizie purtroppo ci fanno capire che non è più sostenibile portare avanti le imprese con questo livello di costi e abbiamo iniziato a fare una riflessione a 360 gradi su quello che è il problema, perché il problema è generale, non è il problema di una categoria, non è il problema solo della classe imprenditoriale. Io faccio un esempio pratico: le entrate statali, quelle tramite cui poi lo Stato ci garantisce servizi, riesce a pagare i sussidi di disoccupazione, il reddito di cittadinanza e soprattutto gli stipendi dei dipendenti statali, derivano dalla contribuzione di noi partite IVA, quindi i famosi F24, i famosi contributi che vengono versati il 16 di ogni mese, le spettanze che appunto dobbiamo dare dopo la dichiarazione dei redditi. Tutto questo è quello che dà ossigeno allo Stato, quindi andare incontro ad una possibile chiusura di massa di tantissime aziende crea un problema a doppio senso. Da un lato avremo un impoverimento delle entrate dello Stato, quindi verrebbe a mancare la contribuzione da parte di queste partite IVA, e dall'altro lato avremo un innalzamento dei costi per quanto riguarda lo Stato, perché tutti i dipendenti, e parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio nel solo settore panificatore, tutti questi dipendenti che perderanno il lavoro dovranno ricevere la famosa NASPI, il sussidio di disoccupazione. Quindi io non riesco a capire come uno Stato che riduce le proprie entrate possa sostenere maggiori uscite. Questa situazione ci porta purtroppo a iniziare a vedere il possibile collasso di un sistema economico che veniva già da una fase molto difficile. Io ricordo che abbiamo attraversato 2 anni di pandemia, 2 anni che ci hanno impoverito, che hanno impoverito tutta la popolazione, e penso che a questo punto gli organi governativi debbano prendere delle misure correttive serie. Io oggi sento parlare soltanto di immissione di liquidità, quindi comunque di altro denaro pubblico che viene messo per tenere basso il costo dell'energia, ma ricordiamoci che quel denaro pubblico comunque è denaro che dovremo poi ripagare noi imprese, quindi oggi ci abbassate i costi dell'energia, ma poi ci aumenterete magari l'IRPEF o altre tasse. 5 mesi e 10 giorni di reclusione al sindaco di Aragona per abuso d'ufficio. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno condannato Giuseppe Pendolino. La sentenza di primo grado comporta la sospensione dalla carica del primo cittadino per 18 mesi in virtù della legge Severino. A sostituirlo, quando la prefettura di Agrigento notificherà il provvedimento, il vice sindaco Nino Contino. L'accusa
sostenuta in aula dal sostituto procuratore Paola Vetro, aveva chiesto la condanna del sindaco a 9 mesi di reclusione. Pendolino, rieletto all'ultima tornata elettorale, candidato alle elezioni regionali dello scorso settembre, accusato di aver violato i principi di imparzialità compiendo atti che avrebbero favorito intenzionalmente un parente. La vicenda al centro del processo riguarda la compravendita di un immobile ad Aragona che sarebbe stato realizzato in difformità rispetto al titolo abitativo. Secondo l'impianto accusatorio, il sindaco avrebbe richiesto al responsabile dell'ufficio competente di revocare sia l'ordinanza di demolizione che la sanzione amministrativa pecuniaria annessa. Il dirigente, che si sarebbe rifiutato di farlo, fu poi sollevato dall'incarico ricoperto. Un raid vandalico è stato messo a segno nel terreno di proprietà del sindaco di Burgio, Francesco Matinella. Ignoti sono riusciti ad entrare nel fondo agricolo e danneggiare 12 alberi di ulivo. Stesso copione anche nel terreno adiacente di proprietà del fratello del primo cittadino, dove sono stati tagliati 15 alberi, un gesto che potrebbe avere le caratteristiche dell'intimidazione, anche se ancora è presto per avanzare ipotesi. È stato il sindaco, una volta fatta la scoperta, a presentarsi ai carabinieri della locale stazione e a denunciare l'accaduto. Al via le indagini per risalire ai responsabili e capire il perché del raid vandalico. Un episodio simile è avvenuto pochi giorni fa al sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino. Ha aperto un fascicolo d'inchiesta della procura di Sciacca che coordina le indagini. Occhio vigile anche del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Al comune di Montallegro manca l'autista per il servizio scuolabus. Il sindaco Giovanni Cirillo, fortunatamente in possesso della patente di guida per lo scuolabus, accompagnerà per tutto l'anno i bambini a scuola. Lo ha fatto sapere su Facebook l'assessore Giuseppe Cinquemani, condividendo una foto del primo cittadino al volante dello scuolabus. Giusy Savarino, ex portavoce del movimento dell'ex presidente Nello Musumeci, rieletta deputato regionale nella lista Fratelli d'Italia, organizza un appuntamento con i suoi elettori a margine del suo successo elettorale. Giuseppe Moscato. L'onorevole Giusy Savarino pronta a riprendere il percorso all'interno del Parlamento più antico d'Europa, l'Assemblea regionale siciliana. Dopo l'impegno con il governo Musumeci si prosegue adesso nel gruppo dei Fratelli d'Italia. Sì, abbiamo avuto un notevole successo. Fratelli d'Italia è stato il primo partito non solo in Italia ma anche in Sicilia. Io personalmente ho raddoppiato i voti 5 anni fa e quindi questo vuol dire che la gente nella nostra provincia ha gradito gli anni e il mio impegno in questi 5 anni di lavoro in Ars. Vado con la stessa grinta, con la voglia di continuare e di portare avanti tante di quelle cose che invece non siamo riusciti perché non avevamo una maggioranza solida in Ars. Adesso le condizioni sono diverse, io sono convinta che con il Presidente Schifani e con una maggioranza più solida che le urne ci hanno permesso di avere, possiamo anche completare diverse riforme che sono rimaste al palo e possiamo anche dare un primatur diverso alla nostra provincia e alla regione siciliana, anche grazie al fatto che per la prima volta avremo un governo nazionale in linea col governo regionale. Quindi un impegno nel senso della continuità, anche se i rumors ti vogliono già assessore o addirittura presidente dell'Assemblea. C'è tanto chiacchiericcio in questa fase, ancora siamo in una fase embrionale, non siamo neanche stati ufficialmente proclamati, per cui insomma per ora siamo in una fase proprio iniziale. È chiaro che certamente qualcuno immagina, avendo io vinto per adesso con un risultato lusinghiero ed essendo la mia quarta legislatura, che possa avere un impegno di maggiore consistenza, ma vedremo, questo non sarò io a deciderlo, lo deciderà prima il mio partito, Fratelli d'Italia, e poi anche il Presidente Schifani dovrà trovare sintonie con le sue intenzioni di dare a questo prossimo governo un profilo di grande competenza. Quindi ancora è presto, vedremo. Intanto festeggiamo quello che invece è un dato certo, che è appunto la mia rielezione, e oggi siamo qui con tanti amici, riferimenti, e la nostra è una comunità non solo politica ma anche di amicizia. E questo momento conviviale che oggi abbiamo organizzato è proprio per siglare questo momento di festa per tutti noi.
C'è qualcosa di quello che è successo nei 5 anni precedenti alla quale tu vorresti dare proprio priorità ad inizio di mandato? Sì, una norma che mi è stata bocciata in aula e a cui io tengo molto, che è quella che istituisce un fondo per aiutare le giovani coppie a costruire la loro prima casa, dando un contributo a fondo perduto di 40.000 euro, partendo proprio dalle coppie che spostano la loro residenza nei piccoli comuni delle nostre province. Ha una doppia valenza: aiuta le giovani coppie a crearsi una famiglia, ma aiuta anche le comunità piccoline, i piccoli borghi, i nostri piccoli paesi che si stanno spopolando a ritrovare nuove natalità, a ritrovare una nuova energia, nuova linfa dalle giovani coppie. Questa è una norma che io avevo fatto approvare in commissione, che poi l'Aula ha bocciato, e mi dispiace, questa è una mia priorità, ma come questa ce ne sono altre. Anche la riforma dei rifiuti, che come voi sapete era improntata alla trasparenza, a maggiore economicità, a levare quelle zone d'ombra dove qualcuno ci guadagna tanto e i cittadini perdono troppo. Questa è un'altra norma che è stata bocciata in aula col voto segreto, che io mi auguro di poter riportare, perché se la gestione dei rifiuti deve avere una svolta, deve partire proprio da una riforma che parta da chi gestisce i rifiuti, quindi dai soggetti pubblici, che devono avere maggiore trasparenza e assolutamente niente zone d'ombra. Il Consiglio Comunale di Favara è alle prese con l'approvazione del bilancio di previsione. Giuseppe Moscato ha intervistato il presidente dell'Assise, Miriam Mignemi. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Favara torna a riunirsi dopo la pausa estiva per affrontare diversi ed importanti punti all'ordine del giorno. Credo che prioritariamente, Presidente Miriam Mignemi, ci sia l'argomento finanziario, ovvero il bilancio. Siamo arrivati finalmente a portare il bilancio in Consiglio Comunale, finalmente l'amministrazione l'ha fatta arrivare sul tavolo dell'Ufficio Presidenza. Devo dire che i consiglieri nelle commissioni sono stati molto celeri per cercare in qualche modo di riuscire a guardarsi le carte, anche se come sappiamo nulla può essere modificato. Per cui ci apprestiamo e speriamo di approvarlo senza nessun problema, anche perché come sappiamo siamo stati commissariati, quindi il commissario ci ha proprio espressamente scritto di convocare immediatamente il Consiglio Comunale. L'obiettivo è uscire dal dissesto, quindi questo è l'obiettivo comune di consiglieri, quindi di Consiglio Comunale e di amministrazione, per cui penso che andremo tutti nella stessa direzione. Diversi, dicevamo, i punti inseriti all'ordine del giorno. So che ce n'è uno in particolare che ti sta molto a cuore, anche alla luce degli ultimi atti vandalici che hanno danneggiato la Villa Ambrosini. Esatto. Lavoriamo al regolamento per la gestione in uso di ville e giardini, quindi di spazi pubblici adibiti a verde pubblico, già da 2 anni, da quando ero assessore. Avevo iniziato a lavorare perché mi stava a cuore proprio la possibilità delle famiglie con bambini come è la mia di riuscire a frequentare queste ville, che tra l'altro sono arredate, quale la Villa Ambrosini, usufruendo di diversi servizi e soprattutto mantenendole pulite e custodite. Il Comune non ha avuto la possibilità, sia per mancanza di fondi sia per mancanza di personale, quindi io penso che l'ideale sarebbe affidarla alla gestione di terzi. Per cui, siccome ci sono molti cittadini volenterosi e tra l'altro associazioni che potrebbero essere in grado di gestirle, perché no? E quindi finalmente, attraverso un grande lavoro, diversi tavoli tecnici che ha coinvolto diversi dirigenti, quindi tutte le PO, quasi tutte le PO, siamo riusciti a riscrivere un nuovo regolamento e a portarlo finalmente domani in Consiglio Comunale. Un anno di Consiglio Comunale, un anno di Presidenza, riesci in 30 secondi a fare un primo bilancio? Beh, in 30 secondi così alla sprovvista è un po' difficile. Diciamo che è stata tutta una fase preliminare. Adesso proposte come ad esempio questa ne sono il risultato, perché ci vuole molto lavoro dietro prima di riuscire a mettere tutti d'accordo e arrivare tutti all'unico obiettivo. Per cui stiamo lavorando, questo sicuramente. Io non mi fermo mai, con me l'intero Consiglio Comunale, quindi siamo molto compatti sul continuare a lavorare per portare nuove proposte che possano solo migliorare il nostro territorio.
Un bimbo di appena 14 mesi di Lampedusa è stato ricoverato all'ospedale di Cristina di Palermo dopo aver ingerito dell'hashish. Il bimbo, le cui condizioni comunque sono in miglioramento, si trova in osservazione e si stanno valutando eventuali danni alle cellule cerebrali. Intanto la procura dei minorenni, diretta dal magistrato Claudia Caramanna, vuole vederci chiaro aprendo un fascicolo di inchiesta. In attesa dei dovuti accertamenti è stata sospesa momentaneamente la potestà genitoriale. È il 17° caso da inizio anno in Sicilia di un bimbo che finisce in ospedale per aver avuto contatti con le droghe. In appello revocato l'ergastolo per Antonino Borgia, l'imprenditore di Partinico in provincia di Palermo, accusato di aver ucciso nel 2019 con 10 coltellate una giovane donna incinta originaria della Romania con cui aveva una relazione. La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha inflitto 19 anni e 4 mesi per omicidio volontario. I dettagli nel servizio. Negli ultimi tempi era preoccupata. Una voce fuori campo racconta le più intime sensazioni e paure di Anna Maria, la cramioara di piazza. La giovane uccisa dall'uomo con il quale aveva una relazione, con il quale aveva persino generato una vita che teneva in grembo. Lui insisteva per farla abortire, prosegue ancora la voce di chi racconta. Le avrebbe fatto perdere altrimenti la reputazione. Sono parole dure quelle di Federica Cucchiara, migliore amica di Anna Maria. Quando la Corte di secondo grado ha cancellato l'ergastolo trasformandolo in una condanna a 19 anni, ho provato dentro un dolore grande, come quando seppi della sua morte, dice ancora. Ma facciamo un passo indietro. Nelle scorse ore è stato infatti revocato l'ergastolo per Antonino Borgia, l'imprenditore di Partinico accusato di aver ucciso il 22 novembre del 2019 con 10 coltellate Anna Maria, la cramioara di piazza. L'uomo che ho avuto accanto tutti questi anni, di cosa è stato capace a fare? Per me è impossibile da pensare, ancora oggi non riesco a capacitarmi. Cosa è scaturito quella mattinata? Non ne ho la minima idea. Si è trasformato nel peggiore dei mostri e io ora non riesco a capire come. La giovane donna incinta, originaria della Romania ma residente a Giardinello, che aveva una relazione proprio con l'uomo. La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha così inflitto 19 anni e 4 mesi per omicidio volontario. Le motivazioni si conosceranno fra 75 giorni. L'imputato difeso dall'avvocato Salvatore Bonni era originariamente accusato di omicidio volontario premeditato e aggravato dai futili motivi e per occultamento di cadavere. A lui veniva anche contestato il procurato aborto. La madre di Anna Maria e il figlio di 11 anni si sono costituiti parte civile nel processo, assistiti dall'avvocato Angelo Cappolino. In attesa di conoscere le motivazioni, i giudici non hanno riconosciuto però le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e della crudeltà. I miei figli erano in caserma con me, quindi l'hanno appresa nel peggiore dei modi. Non sapevamo cosa era successo, non sapevamo perché era stato chiamato, non sapevamo nulla. I miei figli sono sbigottiti, sono sconvolti. Certamente in un primo momento dici non può essere, non è stato lui, ci sarà stato un errore sicuro, mamma. Non può essere mio papà, non è lui. Dunque, secondo i giudici Borgia, non sarebbe stato spietato, come invece venne ricostruito nel corso delle indagini che furono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Partinico. È stata invece confermata la sentenza di primo grado che stabiliva il riconoscimento di una provvisionale da riconoscere alle parti civili costituite in giudizio. Borgia, dopo l'omicidio della ragazza con la quale aveva una relazione extraconiugale, aveva ripreso la sua normale vita ed era persino andato al commissariato di Partinico per questioni personali. Il PM in primo grado aveva spiegato che la pratica di sbrigare negli uffici di polizia era legata al suo passaporto. L'imputato, secondo l'accusa, avrebbe infatti avuto l'intenzione di rifugiarsi negli Stati Uniti. L'imputato ha sempre parlato però di un raptus, spiegando di aver ucciso la donna con cui, per usare le sue testuali parole, intratteneva un'amicizia allegra,
per non farla soffrire e di averne coperto il cadavere addirittura con delle palme dopo averla massacrata, non per nasconderlo ma per amore. Contestualmente però parlava di lei con estremo disprezzo. Nelle intercettazioni captate pare ritenesse giusto averle schiacciato la testa, perché era romena, diceva, e gli chiedeva il pizzo. Mi ha portato all'esaurimento, diceva ancora Borgia. Addirittura chiuso in cella dava lezioni di vita al figlio, mettendole in guardia: una femmina, a corromperti ci vuole tanto, un pelo di capello. La giovane incinta di 4 mesi venne accoltellata a più riprese, riuscendo persino a scappare salvo essere riacciuffata da Borgia. Alcuni terribili momenti dell'aggressione avvenuta per strada vennero ripresi da una telecamera di sorveglianza. Proprio da questi filmati, i carabinieri, coordinati allora dal procuratore aggiunto Anna Maria Picozzi e dal sostituto Chiara Capoluongo, avevano rintracciato l'imputato. Nelle immagini si vedeva infatti il furgone della sua azienda di progettazione e realizzazione di piscine, dove la lite era praticamente nata. Ora sanno che è un padre che ha potuto fare male, però sanno che a loro non ha mai fatto male e loro lo vogliono andare a trovare e io non posso negarglielo. Tra i 3 presunti pedofili arrestati nel corso di un'operazione della Polizia Postale di Palermo c'è anche un disoccupato di Agrigento. Gli altri 2 sono un odontotecnico e un militare, catturati a Trapani. Si tratta di arresti in flagranza. Gli indagati sono stati fermati nelle loro abitazioni mentre erano al computer a scambiarsi immagini di bambini abusati. Sono accusati di divulgazione, gestione e detenzione di video e foto pedopornografiche. Stessa accusa per altre 14 persone in tutta Italia denunciate a piede libero. Sono studenti, disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, commercianti, professionisti. L'indagine diretta dalla Procura è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni. L'incendente materiale rinvenuto, compreso quello presente negli spazi cloud sequestrati agli indagati nel corso delle perquisizioni, è al vaglio dei magistrati inquirenti e della Polizia Postale per ulteriori approfondimenti investigativi, anche finalizzati all'identificazione delle piccole vittime. Nel corso delle indagini sono state sequestrate diverse migliaia di file audio e video. Un bandito armato di pistola ha fatto irruzione in un appartamento mentre gli occupanti dormivano e dopo averli svegliati li ha rapinati. È successo in una casa in via Leopardi a Canicattì. Il malvivente, con volto parzialmente travisato, è riuscito dunque a rapinare 2 giovani immigrati somali. Si tratta di un 28enne e di un 34enne. Magro il bottino, portati via 80 euro in contanti e un telefono cellulare. Il bandito si è poi dato alla fuga facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Canicattì che, dopo aver raccolto la testimonianza dei 2 immigrati, hanno avviato le indagini. Doveva essere un incontro amoroso e invece, a causa della gelosia, si è trasformato in un match violento. Un uomo e una donna, entrambi 50enni, sono finiti in ospedale dopo essersi picchiati selvaggiamente. I 2 nella tarda serata di ieri sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La donna per le tumefazioni e le scoriazioni al volto, l'uomo perché mutilato di un pezzo del labbro inferiore. In ospedale sono intervenuti i poliziotti che hanno sentito i 2 protagonisti della vicenda e i medici per ricostruire l'accaduto. Sembrerebbe che i 2, nel corso di un incontro amoroso finita l'iniziale passione, siano stati travolti dalla gelosia. A quel punto sarebbe iniziata una vera e propria colluttazione con morsi e calci. In Sicilia sono quasi 700.000 le persone che, almeno per una mensilità, hanno percepito il reddito di cittadinanza. Il dato è fornito dall'INPS ed è in aggiornamento, considerato che si tratta soltanto del mese di agosto. Per la precisione sono 667.120 unità per oltre 276.000 nuclei familiari coinvolti. Soltanto la Campania supera la Sicilia in questa speciale classifica. Si tratta del 14% circa della popolazione siciliana, un dato che comunque risulta in calo, anche se provvisorio, rispetto al 2021, quando in Sicilia i beneficiari del sussidio erano 713.000, mentre 658.000 unità nel 2020. La Guardia
di Finanza della tenenza di Porto Empedocle, a margine di mirati accertamenti, ha elevato una sanzione di 2.000 euro nei confronti di un locale a Siculiana Marina. Tra le contestazioni al titolare del locale ci sono l'aver servito bevande alcoliche a minorenni, il non aver battuto diversi scontrini fiscali, il non aver esposto la tabella per gli alcolici. Il controllo della Guardia di Finanza era scattato in seguito alle lamentele per la musica troppo alta. Il fascicolo è stato inviato alla prefettura di Agrigento per le valutazioni del caso. La 13ª edizione del premio Pippo Montalbano al Teatro Pirandello di Agrigento. Ce la raccontano Arturo Cantella e Margherita Trupiano. Si è svolta sabato al Teatro Pirandello di Agrigento l'8ª edizione del premio Montalbano in memoria del noto attore Pippo. L'evento ha visto premiati diverse eccellenze della nostra città, l'imprenditore Enzo Bellavia, il professor Beniamino Biondi, il musicista Giovanni Buzzurro, Salvatore Totocascio, attore, Sergio Criminisi, designer vignettista, la scrittrice Maria Concetta De Marco, quindi Giuseppe Taibi, presidente del FAI Agrigento. Quindi sono stati consegnati anche 2 premi alla carriera agli attori Paride Benassai e Lucia Sardo. I 3 premi speciali assegnati alla giuria sono stati conferiti ad Antonio Liotta, editore di Medinova, a Simona Carisi, medico, contraddistintosi in particolare per l'attività svolta durante la pandemia, all'atleta Giusy Parolino per le sue brillanti performance sportive. Ospiti della serata Nino Bellomo, Andrea Donzella, cantante, e il musicista Lillo Puccio. Nel corso della serata è stato anche presentato il libro di Salvatore Montalbano, figlio di Pippo, dal titolo Tra il sentiero e la bruma, edito da Medinova. Lo spettacolo è stato presentato da Barbara Capucci, la regia curata da Giodi Falco, sotto l'attenta direzione artistica di Caterina Montalbano. L'impegno di Pippo Montalbano continua ancora ad incidere nella cultura agrigentina e il premio a lui dedicato è giunto alla sua 13ª edizione. Sì, non mi sembra neanche vero, devo dire la verità, perché quando è partito questo premio, peraltro a Favara, su iniziativa del comune di Favara e dell'assessore pro tempore Antonio Patti, insieme alla poetessa Liliana Rigo, non pensavo che si potesse arrivare a tanto. E piano piano il premio è cresciuto, ed è cresciuto soprattutto grazie al prestigio di chi accetta ogni anno di buon grado di ricevere questo riconoscimento. E noi non possiamo fare altro che impegnarci. Grazie a Dio stiamo cominciando anche ad avere l'appoggio delle istituzioni e quindi riusciamo anche a fare qualcosina di meglio, e soprattutto la cosa importante è che siamo al Teatro Pirandello, che io considero un po' la mia seconda casa, oltre che la casa dove lui, secondo me, continua ancora a vivere in qualche modo. Beh, è veramente un grande onore e un grande piacere, perché intanto ricevere un riconoscimento al proprio lavoro è sempre un privilegio, significa che qualcuno ha apprezzato il lavoro che hai fatto. In questo caso vale il doppio, perché proviene comunque da un artista a un altro artista, grazie alle figlie, insomma, grazie a tutti i promotori. Sono contento, sono felice e lo prendo come un bel segno, no? In qualche modo di gratitudine nei confronti del lavoro di tutti gli artisti in genere. Impegni futuri? Sto per partire per Los Angeles, dove sono stato lo scorso anno coinvolto in una serie TV americana che vede protagonista Zoe Saldana, e adesso andiamo a presentare, si dice la premiere, si dice così. Questa serie uscirà in Italia il 21 ottobre, è una serie internazionale dove 4 attori italiani siamo stati coinvolti. Io, Lucia Sardo, Eugenio Mastrandrea e Roberta Rigano. Personalmente sono felice perché sono il primo attore siciliano, così dice la storia, che ha avuto questa bella opportunità di recitare a Hollywood. Enzo Bellavia, un premio alla carriera, di fatto una carriera che è stata molto indirizzata verso la cultura e viene premiata dalla cultura.
Sì, la cultura è la dinamicità della società, per cui questo è il premio che la stessa società merita, perché è un premio che voglio comunque condividere con il pubblico, perché il vero premiato è il pubblico, non è Enzo Bellavia. Il vero risultato di quest'anno è stato il pubblico e ha dimostrato effettivamente cosa vuol dire. Non è più una cultura di piazza, è una cultura, anche se è un prodotto commerciale adesso, per quello che vale, è diventato davvero un prodotto appetibile, un prodotto di tutti, chi lo vuole, chi desidera sa come prenderlo. A questo punto noi abbiamo fatto soltanto il nostro lavoro, i corrieri, abbiamo portato quello che il pubblico desiderava e che il pubblico ha apprezzato, quindi non è altro che un riconoscimento allo stesso pubblico, al quale noi teniamo tantissimo e facciamo davvero un grande apprezzamento. Salvatore Montalbano, nell'ambito di questo premio che celebra ancora la grandezza di suo padre, lei ha voluto ricordarlo con un libro. Sì, ho scelto di creare questa raccolta di racconti, di aneddoti, di storie che parlano della vita di mio padre, che descrivono come era papà nella sua vita di tutti i giorni, raccontando degli aneddoti particolari, degli episodi anche un po' intimi della nostra vita insieme, della vita di famiglia, con l'intenzione di lasciare al lettore un ricordo di un grande attore, di un grandissimo papà e penso di un uomo meraviglioso, che questa è l'eredità che ha lasciato in tutti noi. Chiaramente si invecchia, no? Perché il premio alla carriera è un premio, diciamo, al tempo che passa, però lo accetto volentieri perché Pippo era un uomo gentile. Sono stata veramente molto contenta, molto commossa di averlo conosciuto, perché era una persona molto delicata, molto gentile, molto discreto. L'ho già raccontato in altri posti. Quando ci salutammo l'ultimo giorno che giravamo insieme, aveva preparato un pacchetto per me, mi ha fatto un regalo, ma la cosa incredibile è che mi ha regalato degli asciugamani. E questa cosa mi ha toccato, io ho pensato forse lui vende asciugamani, ha anche oltre a fare l'attore ha anche un negozio. E invece poi parlando con la figlia mi ha detto no, assolutamente. Ma allora perché? E allora ho pensato, forse voleva essere sempre nella mia vita, non so come dire, perché il dono è anche questo. Io per tantissimi anni ho avuto Pippo con me, nel mio bagno, quando mi asciugavo. E forse ce li ho ancora perché sono passati 20 anni, quindi mi ha commosso questo gesto. Progetti futuri? Progetti futuri tantissimi, intanto come voi sapete, non so se lo sapete, ve lo dico, io a Catania ho un laboratorio permanente, insegno teatro, quindi insomma sta partendo alla mia scuola, sono sempre molto contenta perché mi piace stare tantissimo con i giovani e passare la mia esperienza. Il prossimo anno ci saranno 2 film che mi vedranno ancora protagonista, ma di cui non parlo, e non per scaramanzia, perché mi piace, come dire, lasciare la suspense, ma sono due lavori molto interessanti. Domani vado a girare un corto a Marsala e fra qualche giorno probabilmente prenderò un aereo per Los Angeles perché c'è la prima della nostra fiction che abbiamo girato l'anno scorso, From Scratch, e quindi insomma mi farò questo viaggetto a Los Angeles. La domenica di carta all'Archivio di Stato di Agrigento la mostra documentaria dedicata ai soldati dimenticati. Margherita Trupiano. Rossana Florio, direttrice dell'Archivio di Stato, si caratterizza comunque per una grande attenzione nella possibilità di fare rivivere questo luogo attraverso una storia che viene portata al pubblico. È un fatto molto importante, intanto parliamo di questa mostra.
La giornata odierna, che è appunto la Domenica di Carta per l'edizione 2022, è un'ulteriore occasione di apertura al pubblico per far conoscere il nostro istituto. La mostra che è stata organizzata in questa occasione dal titolo Soldati, Memorie Sospese è nata con l'intento di far conoscere la documentazione militare, ma sottolineare soprattutto quello che è il valore di questa documentazione, non solo come fonte per le ricerche genealogiche, ma soprattutto come strumento per recuperare le memorie, quindi di vite che sono rimaste sospese, di vite che spesso sono state dimenticate, di vite che oggi assumono nuovamente un valore molto importante, perché quella che è l'idea della guerra, l'idea legata comunque alla perdita umana, non è purtroppo ancorata al passato, ma è un'idea che oggi viviamo quotidianamente e che i tristi fatti della guerra in Ucraina ci ricordano quotidianamente. Questa mostra quindi rappresenta anche uno strumento di riflessione su quello che è il valore della memoria, su quello che è il contributo che ognuno di noi può dare al recupero della memoria. Per questo motivo oggi abbiamo anche voluto inserire all'interno del setting della mostra la possibilità per gli utenti di poter lasciare dei dati o comunque di poter darci alcune indicazioni per iniziare quindi una ricerca di un antenato o comunque di un soldato di cui si vuole appunto recuperare la memoria, in modo che l'istituto si possa fare più agevolmente da tramite per il recupero della memoria sospesa di qualcuno. Come è articolata questa mostra e quanto tempo ci avete messo, perché comunque c'è un grande patrimonio da esaminare e da anche portare al pubblico? La mostra è strutturata sulla base di uno storytelling particolare che è stato costruito sulla vicenda di un militare, grazie al contributo di un parente che ha fornito delle fotografie e che ha dato anche i dati iniziali per poter iniziare appunto la ricerca sulla documentazione militare. Non è stato semplice trasformare quei ricordi in dati, ma noi siamo qui per questo e questo fa parte chiaramente della nostra attività archivistica. La mostra resterà permanente nei prossimi mesi in modo che possa essere chiaramente fruita anche in momenti successivi e possa essere soprattutto parte integrante dei percorsi didattici che stiamo a breve attivando con le scuole. Una mostra importante, un momento di recupero storico, abbiamo anche la presenza del prefetto di Agrigento, una donna che con la sua grande sensibilità sostiene un'altra donna in questa nuova iniziativa. Sto apprezzando veramente tantissimo questo lavoro che il direttore dell'Archivio di Stato ha svolto, me ne avevano parlato, però toccare con mano questa grande passione, questa intanto una grande competenza, e questo è un luogo di storia, di memoria, non è un luogo morto, è un luogo vivo, anzi vivissimo. Qui veramente chiunque ha interesse e curiosità, abbiamo parlato tanto della curiosità, può trovare tante risposte alle domande. È una realtà come questa, così antica, così ricca di storia, di tradizioni, di cultura, di eventi significativi. Gode anche di questa struttura dietro la quale c'è un lavoro immenso. Quindi io stamattina mi sono voluta concedere un'ora per me. Perché credo che sia un arricchimento anche mio personale. Siamo adesso allo sport, calcio eccellenza, allo stadio Seneto di Agrigento finisce 3-0 Akragas, Oratorio, San Ciro e Giorgio Marineo. I biancazzurri volano in testa alla classifica, il servizio di Arturo Cantella. Bella vittoria dell'Akragas contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo per conquistare i 3 punti che le permettono di andare in testa alla classifica del campionato di eccellenza. Allo stadio Seneto di Agrigento finisce così 3-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Pavisic e alla sua carta marcatura stagionale e dei giocatori Dall'Oro e Barrera. Tutto succede nei primi 20 minuti del match, con una partita subito indirizzata e controllata nel migliore dei modi. L'Akragas agguanta il primo posto in classifica, condiviso anche
con la squadra dell'Enna, anche grazie alla sconfitta dei cugini dello Sciacca che perdono proprio al Gaeta. Mister, cercavi, volevi una reazione della tua squadra e la reazione c'è stata, netta vittoria contro il Marineo. Che partita è stata? Onestamente volevo una prestazione diversa dall'ultima, anche se, ripeto, dopo la partita di domenica scorsa sono stato un po' duro con i miei, però è chiaro che da questo gruppo tutti si aspettano tanto. Difficilmente sono contento dopo le partite, ma oggi lo devo essere perché questi ragazzi hanno subito delle critiche inopportune. Forse se qualcuno è convinto che l'Agres deve vincere tutte le partite si sbaglia. Questo è un campionato duro, difficile, che si chiuderà nel rush finale e quindi tutti dobbiamo remare da una parte. Dobbiamo capire che questo è un campionato che negli ultimi anni ci aveva un po' lasciati delusi dalla qualità e dal livello. Quest'anno il livello è diverso, vedi Enna, vedi Agres, vedi Misilmeri, vedi Mazzarese, sono degli organici di grande livello, con giocatori che la passata stagione hanno disputato campionati ID. Però a prescindere da tutto questo, ti ripeto, sono contento per i miei ragazzi perché so come lavorano durante la settimana ed ero convinto di una buona prestazione oggi. Cosa ha fatto oggi la differenza? L'approccio, l'atteggiamento, la voglia, la qualità? Guarda, abbiamo fatto quello che sappiamo fare, soprattutto nel primo tempo perché poi chiaramente dopo il 20° già stavamo 3-0, quindi il primo tempo è stato gestito bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo subito poco, quasi niente, abbiamo realizzato subito la rete che ci ha consentito di giocare la partita per come volevamo e poi chiaramente quando facciamo quello che sappiamo fare le prestazioni arrivano da sole. Adesso sotto con la Nissa, Coppa Italia, mercoledì si parte allo 0-0, qualificazione da costruire in casa. Costretti a vincere per passare il turno, sappiamo benissimo che qualsiasi tipo di risultato ci condannerebbe, quindi l'affronteremo come se fosse la finale. Noi ci teniamo tanto alla Coppa Italia anche perché abbiamo costruito un gruppo folto proprio cercando di andare a giocare le due competizioni ad alto livello. Mister Pietro Tarantino, troppo forte l'Akragas oppure oggi sottotono il Marineo? Ma direi c'è stato un approccio della partita troppo morbido perché comunque non puoi prendere 3 gol nei primi 13 minuti con quest'Akragas. Dovevamo essere un po' più cattivi e decisi all'inizio. Quando vai a prendere 3 gol nei primi 13 minuti è normale che poi la partita è finita, nonostante poi abbiamo giocato, abbiamo fatto pochissimo, però direi che comunque l'Akragas ha meritato questa vittoria ampiamente. Cosa salvi della partita di oggi? La mia squadra nulla perché dopo la prestazione che avevamo fatto a Sciacca mi aspettavo di più, molto di più. Però abbiamo fatto un passettino indietro rispetto alla prestazione di Sciacca, nonostante abbiamo perso, però la squadra ha giocato, ha creato e ha fatto tanto. È pure merito comunque dell'Akragas che è una squadra fortissima e questo lo dobbiamo dire, noi abbiamo una squadra giovanissima, tranne Maggio, poi per il resto sono tutti ragazzi giovani e poi qua ti dice tanto perché sbagliando l'approccio vieni qua da Agrigento, è normale che prendi 2 o 3 gol e vai via. Te l'aspettavi una Akragas così aggressiva, inferocita, arrabbiata col pari di Casteldaccia? Assolutamente sì, anche perché ha pareggiato al 93esimo a Casteldaccio, è normale che una squadra che deve vincere deve essere una squadra arrabbiata. Faccio i complimenti a Nicola e all'Akragas e anche alla gente che comunque c'è una grande struttura, una grande società, una grande squadra, è un grandissimo allenatore perché per me Nicola è uno dei più grandi allenatori che abbiamo in questa categoria. Emiliano Dall'Oro, basta un tempo all'Akragas, il primo per portare a casa l'intera posta in palio, battuto nettamente il Marineo 3-0, che partita è stata? Sì, una bella partita, siamo usciti decisi, con voglia di fare il risultato, si è visto nel primo tempo che abbiamo fatto 3 gol, ma va bene, ora dobbiamo pensare alla prossima e continuare così. Te l'aspettavi così la partita, un inizio folgorante dell'Akragas, primi 20 minuti 3 gol?
E noi sapevamo quello che dovevamo fare, si è visto, siamo usciti forti il primo tempo, perché queste partite dobbiamo vincerle il più presto possibile meglio, quindi siamo usciti decisi e con voglia di fare il risultato. Per te prima titolare in campionato è andata benissimo, hai anche segnato. Sì, il gol è qualcosa in più, ma a me basta fare una buona prestazione per aiutare la squadra, così arrivare il più sopra possibile, sempre per aiutare la squadra. Mercoledì la Coppa Italia, il ritorno contro Anissa, si parte dallo 0-0, serve un'altra grande prestazione. Sì, è una partita dura, difficile, ma da lunedì iniziamo a prepararla e ora testa e colla. Questa è passata, pensiamo alla prossima. Ancora eccellenza allo stadio Brucculeri di Favara, esordio in panchina vincente per il nuovo allenatore Gaetano Catalano, presentato in settimana al posto del dimissionario Tudisco. La squadra gialloblu batte la Nissa 3-1. Giuseppe Moscato. Torna a vincere la Pro Favara che tra le mura amiche del Bruccoleri batte per 3-1 la Nissa. 3 punti importanti che smuovono la classifica e riportano sorriso e serenità in casa gialloblu. Esordio vincente per Gaetano Catalano, il nuovo allenatore della Pro Favara, che la scorsa settimana ha sostituito il dimissionario Francesco Tudisco. La Pro Favara è scesa in campo con Eire, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Marino, Graziano, Calagna, De Luca, Fricano e Camilleri. La Nissa di mister Giuseppe Boncore ha schierato Selmi, Tabasso, Scribani, Saco, Lucero, Hernandez, Duabi, Morales, Irtus, Koulibaly, Azzara. Un incontro condotto in larga parte dalla Pro Favara che al 18° passa in vantaggio. A sbloccare il risultato è stato Graziano che insacca sul prezioso assist di De Luca. La Nissa prova a reagire e costruisce alcune interessanti palle gol. Il pareggio arriva al 36° su calcio di rigore firmato da Ortiz, penalty assegnato dal direttore di gara, il palermitano Zancara, per un netto fallo in area. Poco prima del riposo arriva il raddoppio per la Pro Favara che sfrutta un pastrocchio della Nissa e si porta sul 2-1 con De Luca. Al ritorno in campo per la ripresa del gioco, la Nissa prova a riagganciare il pareggio, ma non crea particolare pericolo per la Pro Favara, che a 10 minuti dalla fine chiude il match con l'ottimo Dembélé, entrato in campo al posto di De Luca, che realizza il tris, battendo a tu per tu il portiere avversario con un piattone destro angolato. Esordio vincente quindi per il nuovo allenatore Gaetano Catalano e vittoria importante per la Pro Favara che va a 9 punti in classifica e con un buon morale si prepara all'incontro di domenica prossima chiamata alla difficile trasferta di Casteldaccia. Ma ecco le interviste con i protagonisti. Oggi hanno fatto una grandissima prestazione, venivano da un periodo magari negativo, era quello che serviva in questo momento. E credo che è stata una partita giusta perché abbiamo incontrato una squadra importante come la Nissa, ma oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Ho messo un po' di serenità in questa squadra, ho cercato di trovare un po' degli equilibri che secondo me vedendo altre partite non ci sono stati e che devo dire che i ragazzi mi hanno seguito in questi 3 giorni, l'hanno fatto abbastanza bene e oggi hanno raccolto quello che hanno fatto in questi giorni. Se dovesse fare la lights di questo incontro, quali sono stati i 3 punti salienti a parte i gol? Ma a parte i gol devo dire che i ragazzi sono stati concentrati sin dall'inizio, hanno messo attenzione, hanno sviluppato quello che gli avevo detto. Credo che poi complessivamente è una squadra che abbiamo rischiato pochissimo, quindi concentrazione, attenzione, ascoltare i varchi che ci hanno lasciato e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Da 4 giorni a Favara, le sue prime impressioni? Ma le mie impressioni sono positive, non sarei venuto qua assolutamente. Conoscevo parte dei giocatori, questo che c'è nel gruppo, sicuramente la classifica in questo momento non rispecchia quelle che sono le proprie qualità. Noi, come ho detto prima, quando sono arrivato qua, il primo giorno ho detto che non dobbiamo guardare in questo momento la classifica perché davanti ci sono delle squadre veramente attrezzate ma anche in maniera importante. Noi da qua a dicembre dobbiamo fare più punti possibili, poi vedremo dove siamo e iniziamo la società, poi vedremo il resto.
Quindi nessuna bacchetta magica, ma la consapevolezza di dover agire e giocare con il materiale umano che si ritrova. Assolutamente non credo che arriva alla bacchetta magica, però sicuramente quello che hanno fatto fino adesso è anche un merito del vecchio staff, vecchio allenatore. Io ho cercato di portare un po' di serenità, trovare quello che ho visto e magari mettere un po' di equilibrio in questa squadra. Ho inventato qualche giocatore in mezzo al campo che magari prima giocava all'esterno, perché credo che i giocatori di qualità devono giocare e oggi mi è andata bene. Una battuta per la Nissa? Ma la Nissa è un'ottima squadra, una squadra importante, conosco l'allenatore benissimo perché eravamo compagni di squadra, quindi sapevo cosa andavamo incontro e venivamo da una vittoria importante di 4-0. Devo dire che a prescindere da questo abbiamo incontrato una squadra importante, forte, però oggi il Favara era molto attento, molto concentrato, ha concesso quasi niente alla Nissa e quindi in questo caso devo dare merito ai ragazzi perché se li meritano. Punti soprattutto contro una squadra che secondo me è la migliore squadra che ho visto in queste 5 partite contro di noi, organizzata, un allenatore importante. Ragazzi veramente, vabbè, qua stiamo parlando di un certo Ferraro che non dobbiamo dimenticare chi è, quindi sa come prendere i giocatori e poi non scordiamo un buon gol, quindi sono contento per questa vittoria perché abbiamo vinto contro la nostra squadra. Una bella partita, forse un po' dura, però sono arrivati i 3 punti e questo è l'importante. Sì, guarda, è una settimana che lavoriamo, una settimana un po' particolare, è arrivato il mister nuovo, venivamo da una sconfitta e ci serviva, abbiamo dato tutto e la squadra ha dato tutto quello che aveva. E abbiamo messo cuore, testa, gambe, qualità, quantità, abbiamo dato tutto. L'importante, dicevamo, è i 3 punti. Ci vuoi dire qualche piccolo particolare dello spogliatoio, magari l'arrivo del nuovo mister? Ma guarda, l'arrivo del nuovo mister magari avrà dato una scossa, ma anche il mister Turisco la dava, non è un problema. Siamo entrati con la mentalità giusta, dentro lo spogliatoio è tutta la settimana che ci aiutiamo e che magari sistemiamo qualcosa e oggi è merito di tutti. Di là di tutto è una partita dove ci dice che c'è tanto da lavorare. Dobbiamo tanto lavorare per diventare squadra, quello che è il primo obiettivo che ci siamo posti. Obiettivo che si può raggiungere lavorando molto allora, e soprattutto avendo uno stadio dove di un certo livello che è già pronto a questo punto. Sì, no, lo stadio c'è, non c'è, siamo dei ragazzi che facciamo sacrifici insieme io con questi ragazzi, la società fa i sacrifici, quindi non è il fatto struttura o struttura, ci alleniamo sul campo intera battuta. Mi sta bene, ci alleniamo e poi quello che viene ci prendiamo. Il lavoro va fatto sempre sul campo con questi ragazzi e ci sono i presupposti per andare avanti e lavorare. Quinta giornata del campionato di Serie D Girone I, una domenica non particolarmente felice per le due squadre agrigentine che sono scese in campo. Il Licata impatta 1-1 contro il Locri, mentre il Canicattì perde in trasferta 2-1 contro il Santa Maria Cilento. Vediamo. Conquista un altro prezioso punto la squadra del Licata Calcio dopo il precedente pareggio ottenuto nel match contro la Mariglianese. In trasferta la squadra di Romano. Alle 8 contro il Locri il match di ieri termina 1-1. I gialloblu sforano la prima vittoria in campionato venendo rimontati dagli ospiti pochi minuti prima del triplice fischio. La vittoria invocata dal capitano della squadra non arriva. Gialloblu salgono in quota 2 in classifica. Nel girone la vetta è conquistata dal forte squadra del Catania che vince per 4-0 contro il Castrovillari, insieme alla Menzia Terme che vince per 2-0 contro il Real Aversa. Buona la prestazione della Cerreale che batte per 1-0 il San Cataldo. Il Paternò non va oltre il pari contro il San Luca. La squadra del Ragusa vince invece contro il Sant'Agata per 1-0, mentre la squadra agrigentina del Canicattì viene battuta dal Santa Maria Cilento per 2-1 fuori casa. Il Trapani evita il KO interno con la Cittanova pareggiando per 1-1, mentre il Canicattì attualmente è posizionato all'8° posto con 6 punti in classifica, il Licata ultimo con 2 punti. Non lo so se ci vuole salo pellegrinaggio, i ragazzi non hanno nulla da rimproverare perché hanno dato il massimo, hanno giocato, però anche oggi un episodio
abbiamo preso gol, la partita è finita pari, pazienza. Mister, tutte queste occasioni sprecate sono secondo lei più figlie della paura di un problema, di un blocco mentale che si è visto in queste prime partite, come si riesce a compensare, oppure è proprio nelle caratteristiche dei giocatori non avere il gol? Ma le caratteristiche le sappiamo quali sono dei nostri calciatori in avanti, sono attaccanti che fanno tanto movimento, però in fase realizzativa anche parla il curriculum loro, però sono ragazzi che magari sotto porta arrivano stanchi e magari anche con un dispendio di energie, che non arrivano con grande lucidità e si sbagliano poi le cose più facili, perché oggi abbiamo sbagliato veramente delle cose clamorose, però per adesso ci va così, pensiamo alla prossima cercando di fare punti. In questo periodo stiamo facendo poco, solo prestazioni ma punti pochi. Oggi la sliding doors della partita è stata quando Pino ha colpito il palo e poi sul ribaltamento dall'altro lato è andato a segno il Locri alla prima vera occasione. Riassume bene il momento, no, delicata tutto questo? Avete visto voi quello che è stata oggi la partita sempre noi l'abbiamo fatta, abbiamo avuto tantissime occasioni e poi in questo, come dici tu, in questo periodo alla minima occasione che hanno gli avversari ci puniscono e noi dobbiamo fare tante azioni per cercare di sbloccare la partita e poi ne sciupiamo talmente tante che poi alla fine può succedere che la squadra avversaria con un'occasione ti pareggia la partita, come è successo oggi. A questo proposito in settimana lavorerà più sulla testa o sulla condizione fisica dei ragazzi? No, condizione fisica non credo, perché noi stiamo bene fisicamente, corriamo, lottiamo. Dobbiamo stare un pochettino più tranquilli, più sereni e cercare di analizzare bene tutti gli errori che abbiamo fatto, sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché il gol si poteva anche evitare. Non è stato un episodio che poi alla fine, quando la cosa ti gira male, purtroppo è andata così. Però ripeto ancora una volta, i ragazzi sono stati encomiabili, hanno corso, hanno lottato, cercavano la vittoria a tutti i costi. Ci eravamo quasi riusciti, però in questo momento ci va tutto storto e pazienza. Cercheremo da domenica prossima a Paternò di centrare il risultato positivo, che è quello che ci manca, perché a noi ci manca solamente una vittoria, perché io credo che la squadra gioca, la squadra produce, la squadra ha un'idea, la squadra ha un'identità, però chiaramente sotto porta facciamo fatica a concretizzare la mole di gioco che facciamo. Visto un dato oggettivo, abbiamo preso 6 gol, 5 con sfondamento da sinistra. Vabbè, ma oggi da sinistra relativamente Diciamo che la palla passa sempre da là. Passa da là, perché passa da là, ma quello non è una situazione da addebitare in questo caso a sinistra a Cannia, perché poi se andiamo a analizzare bene l'azione del gol, è vero, è partita da sinistra, però ha vinto il rimpallo, la palla è rimpallata là, c'è stato un pochettino di... però non credo che sia... Abbiamo problemi secondo me, no? Come la vedo io. Ma oggi Cannia ha fatto una partita strepitosa secondo me, però come dici tu è un dato oggettivo, però è statistico, però è vero che poi sul gol che abbiamo preso potevamo mettere una pezza in diversi e non ce l'abbiamo messa. Basket, campionato di A2, seconda sconfitta per la Fortitudo 66-73. Arturo Cantella. Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo Agrigento, che cade al Palamongada contro la forte squadra del Vanoli Cremona. La squadra del coach Catalani gioca una partita intensa di sacrificio e cuore, ma non basta davanti a un avversario tosto. Il risultato finale è di 66-73 per la Fortitudo Agrigento, dopo la sconfitta all'esordio nel derby con il Trapani e la seconda battuta d'arresto nel campionato di A2. Sentiamo i due coach. Coach, analizziamo questa sfida, è stata una bellissima partita, la prima al Palamoncada, il ritorno in A2,
una partita davvero bella, spettacolare. Agrigento ha accarezzato a larghi tratti l'idea anche di poter battere questa corazzata che è la Vanoli Cremona. Allora sì, è chiaro che quando si scende in campo poco importa la caratura degli avversari, bisogna giocare per vincere. Noi l'abbiamo fatto, ci siamo un pochettino illusi, poi sicuramente la fisicità, la preparazione tecnico-tattica e l'individualità anche di Cremona hanno fatto la differenza. Siamo partiti molto bene, con fiducia, l'energia del Palamoncada ci ha trasmesso sicuramente fiducia e ritmo. È chiaro che non potevamo tenere quel ritmo in questo momento del campionato, un po' per le rotazioni che non sono lunghe nel nostro roster, seppur abbiamo giocatori che dalla panchina aumenteranno questo tipo di aiuto, perché col lavoro sicuramente avranno sempre più impatto, e un pochettino anche perché chiaramente la fisicità degli avversari era chiaro che alla lunga comunque si avrebbe un pochettino frenato. Questa energia l'abbiamo presa tutta, l'abbiamo sentita, e per questo ringraziamo il nostro pubblico. È stato molto bello tornare qui, molto bello tornare in Serie A, molto bello farlo contro una squadra che fino allo scorso anno era in Serie A1, che ricordiamo non più tardi di 3 anni fa ha vinto la Coppa Italia, che ha un'organizzazione tale da, come ho detto già in sede di prepartita, porta a lustro la nostra Lega, però purtroppo noi alla fine della partita l'abbiamo persa. C'è rammarico, non voglio assolutamente che la mia squadra, che i miei giocatori siano soddisfatti per aver giocato una partita tutto sommato punto a punto con Cremona, ma che vadano a casa con un po' di rammarico per averla persa. È una partita che ci ha dato delle indicazioni importanti dal punto di vista tecnico, come ho detto ai ragazzi, nel momento che Cremona ha cominciato ad aumentare la propria fisicità sui nostri corpi, abbiamo reagito tecnicamente in modo opposto rispetto a quello che dobbiamo fare, ovvero aprendo il palleggio, mentre invece la circolazione di palla deve essere un pochettino la parte importante del nostro gioco, quello che ci dà ritmo, quello che ci permette di andare a creare problematiche dinamiche ai nostri avversari. Mentre invece la parte emozionale della partita, con 2 o 3 errori difensivi anche abbastanza gravi, ma che purtroppo fanno parte un po' del gioco, un po' del percorso che stiamo facendo, ci siamo un pochettino innervositi, ci abbiamo messo un po' troppo a ricompattarci, ci siamo comunque ricompattati perché siamo un ottimo gruppo, dobbiamo cercare di far sì che questi momenti siano sempre più limitati nel tempo. Come sempre ritorniamo in palestra, analizzeremo la partita, cercheremo di lavorare su appunto gli aspetti che abbiamo appena individuato, ma anche su cose nuove che probabilmente vedremo in sede di analisi e di video. E come sempre bisogna usare ogni secondo, ogni allenamento per riuscire a migliorare, perché adesso il calendario non è facile. Delle prime 4 abbiamo 3 trasferte, quella in casa era contro una squadra come quella di Cremona, adesso ci aspetta Rieti che abbiamo eliminato lo scorso anno ai playoff, che quindi avranno il dente avvelenato, poi Cremona che ieri in casa ha vinto contro Torino dimostrando di essere un'ottima squadra. Diciamo così che il calendario non ci ha sorriso, ma noi siamo determinati comunque a proseguire con il nostro percorso e buon cavallo si vede a lunga corsa. Ecco, ritornando alla partita di questa sera, è difficile competere anche contro una squadra che ha delle percentuali dalla lunga distanza così alte, poi riusciamo sempre a liberare un tiratore e a metterlo a segno. Assolutamente, io non ho parlato di questo perché non volevo togliere nulla al sistema di gioco del collega Demis Scavina, che stimo molto. Però effettivamente devo anche dire che a parte 2-3 soprattutto inizio terzo e quarto e buone rotazioni di palla, che ha punito, diciamo così, i nostri show difensivi, i nostri raddoppi sulla palla e generando tiri aperti, segnati, quindi sempre puniti come scelte. Hanno anche fatto, almeno così a memoria, 5-6 canestri assolutamente difesi, ostacolati, contestati, addirittura un paio al limite del fallo, quindi un bravo anche ai giocatori individualmente, perché fare questi canestri non è facile in una partita tutto sommato punto a punto, al di là del divario finale che non ricordo neanche quale sia, penso 4 punti, comunque hanno fatto la differenza sicuramente, perché una squadra che ha tirato il 45%, ripeto, contro un'ottima difesa che la nostra squadra, che la mia squadra è riuscita a mettere in campo, quindi merito loro. Coach, analizziamo questa partita, questa trasferta ad Agrigento. Sulla partita c'è tante cose, ci sarebbero tante cose da dire, come penso anche che si è vinto non sui particolari tecnico-tattici, ma si è vinto con una convinzione diversa nel secondo tempo, dove si è fatto
canestro nei tiri che abbiamo sbagliato nel primo tempo, dove nei momenti chiave, e mi riferisco soprattutto all'inizio del quarto quarto, abbiamo difeso meglio, ma soprattutto abbiamo capito che giocavamo contro una squadra di grande carattere, ce lo aspettavamo, ma serviva probabilmente anche il campo, e che dovevamo lasciare fuori il fioretto e giocare allo stesso livello di energia di Agrigento, a cui vanno ai miei soprattutto fiuti di complimenti. Sapevo che avremmo trovato un ambiente del genere, bello, con tanta energia, una squadra che giocava con tanta energia. Vincere qua non sarà facile per nessuno, esserci riusciti per noi è un motivo di orgoglio, soprattutto perché alla seconda di campionato, quando ancora le squadre devono crescere, vincere questo tipo di partite dà morale, dà energia, dà fiducia, anche se appunto la partita non è stata bellissima dal punto di vista tecnico-tattico. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.